Buonasera a tutti i telespettatori di Screenshot, oggi puntata in esterna per andare a trovare il punto di raccolta umanitaria degli aiuti per l'Ucraina. Ci troviamo all'interno del Città dove esiste un punto da cui vengono mandati spesso gli aiuti. Lo vediamo anche direttamente qua, grazie al nostro Simone Caramaschi che ci sta seguendo, quello che serve in questo momento: cibo, medicinali e soprattutto anche cibo per bambini. Vedete, la data è il 5 del 4, quindi praticamente è attualissima. E andiamo direttamente a intervistare, diciamo, l'anima di questa associazione, la presidente Victoria Schiba. Salve, grazie per essere intervenuta, per averci accolto nel vostro punto. Grazie a voi che siete venuti a trovarci. Allora, Presidente, innanzitutto cerchiamo di capire come funziona questo punto di raccolta. Noi siamo aperti dalle 10 del mattino fino alle 19 di sera. Qua vengono le persone che vogliono portare aiuti e dietro c'è il magazzino dove possiamo scaricare anche le partite più grandi degli aiuti. Da quando è stato aperto? È dal 2 marzo e colgo occasione di ringraziare il gruppo Bartelli che ci hanno dato questo meraviglioso spazio in un giorno praticamente. In un mese avete fatto tanto, o anche Sì. ancora meglio, la gente ha fatto tanto, vi ha dato tanto una mano. Sì, sì, abbiamo riscontrato tanta solidarietà, infatti abbiamo spedito al giorno d'oggi più di 110 tonnellate degli aiuti e oggi stasera verrà caricato 10 camion, perché a parte i bilici qua noi carichiamo i furgoncini piccoli, anche autobus di linea, quelli che portano qua le persone e tornando indietro caricano aiuti umanitari. Ecco, allora la faccio scomodare, se possiamo, la nostra Presidente, Victoria Schiba, che insieme a noi facciamo vedere insieme a Simone anche quanto è stato raccolto in questo, e non è solo questo, no, che andrà, Sì, immagino, questo è solo insomma, la nella preparativo, giornata insomma. perché adesso i flussi sono diminuiti, abbiamo avuto sì, afflusso della gente in prime 2 settimane che qua era sempre pieno di gente e poi adesso sempre sabato e domenica che abbiamo più persone, ovviamente quando vengono, quando hanno tempo libero. Ecco, facciamo vedere insomma che ci sono cibo in scatola che la gente raccoglie all'interno del supermercato, biscotti piuttosto che pelati, piuttosto che insomma riso, pasta, insomma tutto quello che può servire, ma ci sono anche vestiti, no? Vestiti sì, abbiamo adesso in esubero questi ultimi carichi che facciamo proprio per ehm, eh, quelle squadre di autodifesa chiamate, quelle che si difendono in città, che chiedevano ancora i vestiti caldi e adesso abbiamo vestiti in esubero, serviranno da questo momento quelli della stagione perché quello che abbiamo ricevuto sono i vestiti invernali. Certo. Ecco, ci può dire esattamente, e noi ci facciamo portavoce anche attraverso appunto la televisione, serve per quello, insomma, lanciando un appello ai friulani, quello che serve in questo momento, perché abbiamo letto un cartello, insomma, servono medicinali, servono per bambini, insomma, il necessario, cosa serve soprattutto? Servono soprattutto alimentari, poi medicinali e prodotti per i bambini, perché noi adesso, a parte gli aiuti che spediamo in Ucraina, abbiamo aperto anche il punto di sostegno dei profughi che sono già sul territorio. Vorrei ringraziare Protezione Civile di Udine che ci ha concesso quello spazio in Piazzale Unità d'Italia 1, vecchia caserma dei Vigili di Fuoco, dove abbiamo aperto sportello da 3 settimane per le persone che arrivano qua, che hanno bisogno di tutto, sono scappate con un borsone, sono tanti bambini piccoli e per questo noi chiediamo prodotti per i bambini e alimentari, loro vengono lì in punto di sostegno già presso la protezione civile dove i nostri volontari ogni giorno 2 ore al mattino dalle 8 fino alle 12 e 2 ore pomeriggio dalle ore 16 alle 18 consegnano aiuti e prendono nota anche di quello che serve alle famiglie.
Esiste questo punto, insomma, che lei ci ha spiegato, magari nei prossimi giorni verremo, insomma, cercheremo di capire anche, di fare un reportage per capire un po' direttamente dalla voce dei vostri connazionali quello che sta accadendo, ma magari lei ci può dire direttamente come stanno vivendo questo primo mese qui in Friuli Venezia Giulia, chi è arrivato qua, chi si è fermato qua, spesso lo sappiamo da parenti, amici, ecco, perché è il primo punto d'appoggio, immaginiamo, di chi aveva già qua una propria base. Sì, in maggioranza sono venuti dai parenti, anche se stanno in condizioni strette ovviamente, sono le famiglie che stanno ospitando anche 5-6 familiari e nessuno pensava che questa cosa sarà protratta nel tempo, ma purtroppo, come vediamo, la situazione cambia, le persone sono costrette a stare in queste condizioni. Ma ci sono anche le persone che non hanno nessuno qua, sono capitate per caso e stanno ancora aspettando, noi li abbiamo alloggiato presso i nostri soci che stiamo aspettando ancora gli alloggi liberi, quelli che verranno proposti dal comune per poter sistemare questa gente. Ecco, tra Sono poco tanti. parleremo, sono tanti, tra poco parleremo dell'accoglienza, il tema della puntata di oggi è se l'accoglienza funziona, no? Per gli ucraini, cosa serve in questo momento, anche perché insomma ieri è passato anche il capo della protezione civile, Curcio, vedremo anche un servizio. Quello che volevo chiedere da lei è cosa vi raccontano chi viene da questi posti in questo momento, la speranza di ritornare domani in una Ucraina ricostruita, qual è la speranza in questo momento? Beh, loro vogliono tornare, loro vengono qua proprio con la speranza di rimanere poco e tornare a casa loro. Solo che alcuni quando scappavano avevano ancora la casa, adesso non ce l'hanno. E adesso cominciano a rendersi conto che questa permanenza non sarà così temporanea. E noi cerchiamo anche di prepararsi a questa situazione cambiata e volevamo fare questa domenica il cosiddetto raduno delle persone che sono qua per fare un piccolo censimento, vedere anche cosa sanno fare e cosa si potrebbe proporre a questa gente, ma viste le condizioni abbiamo spostato per il 24 aprile, lo faremo presso il Parco Brun con sostegno anche del comune di Udine e vogliamo fare proprio questo primo censimento della gente con le loro competenze professionali e vedere come si può dare una mano a queste persone che prima cosa che chiedono di poter lavorare. Loro non vogliono essere mantenute, vogliono darsi da fare. Infatti noi abbiamo tanto aiuto proprio già dalle persone arrivate che danno una mano in magazzino, che hanno già smistato tonnellate dei vestiti, hanno fatto la cernita e oggi abbiamo caricato 2 camion stamattina proprio per la onlus umana, quelli che dopo sanno dove spedire questi vestiti che noi avevamo in esubero, in Ucraina non sono più richiesti e oggi abbiamo caricato 80 metri cubi dei vestiti che andranno alla gente dove servono. E anche nel punto di aiuto presso la protezione civile ci sono già i nostri profughi, che a noi non piace questa parola, però la dobbiamo usare per forza, che ci danno una mano per auto-organizzarsi. Non è una questione dispregiativa, ovviamente, è una questione profughi, insomma, sono persone Però che loro, sì, chiedono in questo momento la infatti, possibilità di venire qui, insomma, è ecco, un uno status rifugio, umanitario. è un rifugio temporaneo, infatti noi lì in ucraino non usiamo più la parola proprio profugo, ma li chiamiamo rifugiati temporanei, perché per loro anche senso di orgoglio è più confortevole sentirsi così. Quindi il 24 vi ritroverete tutti? Cioè il Quelli 24 che cesserà la... noi al giorno d'oggi il nostro sportello che viene gestito dai nostri volontari avevano già censito più di 140 famiglie Qua a Udine. a Udine o dintorni, quelli che fanno capo a Udine. E vogliamo radunare queste persone e fare una specie sì, anche di pranzo per dare loro questo senso di benvenuto, che non si sentono soli, che c'è qualcuno che pensa a loro e è pronto a dare una mano.
Una bella azione. Allora, noi ci fermeremo tra poco per la pubblicità. Io le chiedo inevitabilmente, credo che manchino 3 minuti insomma, per la pubblicità, poi torneremo in onda per la seconda parte. Se dovesse definire questa guerra in qualche modo, come la definirebbe? Beh, le guerre sì, sono tutte che portano tanto dolore alle persone, però una cosa del genere penso che non abbiamo visto neanche durante la seconda guerra mondiale. Quello che fa la Russia lascia stupiti tutti, tranne un po' noi che siamo abituati a avere questo vicino di casa così aggressivo. Da quanto? Da 300 anni che stiamo lottando praticamente, che loro cercano di annientare la nostra identità nazionale. E noi speravamo che non si comporteranno in questo modo apertamente, perché sanno che vanno contro tutto il mondo civile occidentale. Nonostante ciò hanno fatto, perché loro fanno la guerra non solo all'Ucraina, non solo che vogliono conquistare il nostro territorio, loro fanno la guerra all'Occidente, al sistema democratico, perché per loro nemico è il sistema democratico, e lo dicono apertamente. Non è che il 24 febbraio è successo tutto. La propaganda anti-occidentale in Russia è forte da sempre, da quando c'è il Putin al potere, che prima forse sembrava che voleva far parte di questo mondo, ma adesso si scopre che non era così, non è mai stato così. Lei da quanto è qua? È più di 20 anni. Pensiero di tornare là, è tornata in questi anni? Io ormai vivo qua, Si trova bene? rimarrò qua, però il mio cuore è sempre lì con il mio paese. Vederlo adesso distrutto così mi fa stare tanto male, ma io penso, noi già pensiamo come ricostruire il nostro paese. Il compito di adesso è tenere duro, fermare questi selvaggi e poi continuare a vivere come vogliamo noi, ricostruire il nostro paese. Sente contatto con qualcuno che non riesce a venire da questa parte? Che magari è rimasto bloccato là? No, io personalmente no, però le persone continuano ad arrivare, perciò adesso forse il primo flusso così spontaneo è finito, ma la gente adesso continua a venire, soprattutto perché si rende conto che non c'è proprio un piano di accoglienza come si pensava. Loro sono un po' titubanti, se vengono qua poi dove stanno. Il problema è proprio poter alloggiare queste persone. Esatto, questo è il punto anche della puntata. Andiamo in pubblicità, Simone, e poi torniamo tra 2 minuti. Bentornati a Screenshot in questa seconda parte. Allora, noi entreremo tra pochi minuti dentro il magazzino dove ci sono altri beni, tra generi alimentari ma non solo, soprattutto anche coperte, anche medicinali, altre insomma, che devono essere spedite per l'Ucraina. Prima lanciamo l'intervista e il riepilogo sulla visita di ieri del capo della Protezione Civile Nazionale, poi parleremo di accoglienza. Lanciamo il servizio. Oggi è in visita il capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale Fabrizio Curcio, che ha visitato le strutture, alcuni convogli che sono diretti in Polonia con cucine da campo da destinare ad una ONG locale. 2 saranno attive al confine proprio tra Polonia e Ucraina e una invece proprio nello Stato attualmente colpito dalla guerra. Avere un hub organizzato, ben impostato, curato, come quello che c'è qui a Palmanova, è un punto di riferimento nazionale per qualunque emergenza, no? In questo caso particolare anche la sua posizione geografica è proprio, come dire, nella direttrice dei territori dove noi andiamo ad operare. Oggi l'obiettivo è quello di tornare con osservazioni, idee
per capire se le misure che sono state pensate vanno bene così come sono state impostate o se bisognerà, come io penso, comunque monitorarle e tararle. È evidente che un'emergenza come questa non ha al momento una stabilizzazione per esempio di quote, ma le persone scelgono dove andare e allora l'attivazione dei posti non può che avvenire al territorio, a seconda di quelle che sono poi le disponibilità che le associazioni stesse forniranno. La parte, diciamo, dell'accoglienza diffusa si sta terminando la redazione di questo avviso che darà un quadro a livello nazionale di quelle che sono le associazioni, gli enti, le organizzazioni che hanno i requisiti, diciamo, di no profit che si occupano di sociale, di formulare le proposte. Eccoci tornati con Screenshot, sempre con Vittorio Schiba, presidente dell'Associazione Italia Ucraina Friuli. Allora entriamo dentro il magazzino, perché così abbiamo messo su anche un po' il cappotto perché fa un po' freddino, no? Non fa caldo. Ecco qua abbiamo già le palette pronte per carico di stasera, che arriverà un altro bilico. E i nostri uomini arriveranno dopo il lavoro, carichiamo sempre alla sera dopo le 17:30 e questi carichi verranno portati presso il distretto militare di Užhorod e da lì partiranno per varie regioni dove serve di più. Dall'altra parte proseguiamo il nostro viaggio in questo grande magazzino che adesso lo troverete, le vedete dalle immagini, leggermente vuoto, ma perché è già stato caricato, insomma, come ha detto in questi camion. Ci sono anche dei volontari che danno una mano. Qua c'è sempre qualcuno che smista, fa la cernita delle cose che ci portano, vengono confezionati, etichettati e poi messi lì sulle palette. Ecco, ci fermiamo e chiediamo, allora, vediamo che questa è una volontaria, come si chiama? Ірина. Мене звати Ірина, я приїхала в Італію 4 тижні тому. Я дякую своїм італійським друзям, які запросили мене в Італію, дали мені прихисток. І з перших днів, як я приїхала, я хотіла бути корисна своїй Україні. Тому я звернулася до волонтерського центру «Україна Фріулі» і допомагаю тут протягом цього часу. Lei è arrivata il 5 marzo e ringrazia i suoi amici italiani che l'hanno accolta e dai primi giorni voleva essere utile per aiutare all'Ucraina e ci ha trovato come centro volontario Associazione Ucraina Friuli e dal 5 marzo che è qua, che ci aiuta ogni giorno. E colgo occasione di dire che lei è una insegnante dell'Università Tecnica di Lutsk. Bene, la ringraziamo insomma per questa sua presenza, per questo suo intervento. Insomma. A proposito degli insegnanti, le posso chiedere qualcosa riguardo anche tanti mediatori che magari si cercano di trovare nelle scuole, che non si riescono a trovare ed è difficile, si devono arrangiare gli insegnanti stessi poi nelle scuole italiane? Noi facciamo la mediazione ma come volontari, non è che possiamo fare 8 ore al giorno e questo c'è un problema che sentiamo e adesso noi già, ieri è partito un corso di italiano che abbiamo organizzato insieme con UCAI di quale facciamo parte e nei prossimi giorni faremo altri corsi come l'associazione con aiuto del comune di Udine che ci dà spazio sempre lì in via Micesio dove già c'è uno sportello informativo e ci daranno anche quei spazi per poter organizzare i corsi fatti dai nostri volontari. Ecco, quindi insomma esiste il problema, si cerca di ovviare in qualche modo, di venire incontro, ecco. Il problema reale, che poi è quello che stiamo cercando di affrontare anche in questo tipo di puntata, è il tipo di accoglienza, e abbiamo sentito anche nel servizio del capo della protezione civile. Perché? Perché c'è stato un primo arrivo di tantissime persone, tanti se ne sono passati per il Friuli Venezia Giulia, poi se ne sono andati. Tanti si sono ritrovati qua in Friuli Venezia Giulia, sono rimasti da parenti e amici, altri ne arriveranno, però
in questo momento mancano alloggi, o sbaglio? Eh sì, perché anche tra quelli che abbiamo sistemato nelle prime settimane, ad esempio ci sono le persone che alloggiano nelle seconde case delle persone e con il mese di giugno dovrebbero essere liberate queste case o anche quelle persone che vivono con i parenti ma sono in tanti, in piccoli spazi, anche questo è un problema, non possono stare tanto tempo in quelle condizioni. Adesso cercheremo di capire con autorità, con comune e regione come si potrebbe sistemare queste persone per la permanenza più lunga. Ecco, che cosa chiedete? Residenze abbastanza ampie dove poter accogliere queste persone anche per non dividerle, cercare di fare gruppo, alloggi privati. Sappiamo che esiste un padiglione della fiera che ospiterà, insomma, magari esistono altri tipi di residenze che voi chiedete, insomma, per poter raccogliere queste persone. Che tipo di appello lanciate? Ma ci servono sì vari alloggi, in primis ci sono i gruppi numerosi perché le donne che si sono lanciate in questo viaggio di speranza di solito fanno gruppo, si trovano 2 o 3 mamme insieme, è difficile anche dividerle perché si sentono perse, hanno già fatto il gruppo e cercano di aiutarsi tra di loro. E perciò noi anche adesso abbiamo in albergo di Meditor 6 persone, 2 mamme con 2 bambini, noi non le possiamo dividere, si sono aggrappate una ad altra e dobbiamo trovare un alloggio per 6 persone. Ci hanno aiutato tanto l'associazione Vicini di Casa che abbiamo già sistemato tante persone e proprio presso le case che sono autonome, perché se c'è una famiglia che dice posso ospitare una mamma con bambino, abbiamo poche famiglie così piccole e anche lì se tu metti una persona a vivere in casa di qualcuno potrebbe essere una soluzione per un breve periodo, però se poi devono rimanere diventa pesante anche per la famiglia che ospita. Quindi alloggi, insomma, che siano abbastanza capienti, che diano la possibilità. Autonome, sì, che le persone si sentono un po' libere. Poi c'è il tema del lavoro, perché queste persone dovranno, lei aveva parlato prima che il 24 vi troverete al Parco Brun, anche per dire noi siamo qua, vogliamo dare una mano. È vero, c'è qualcuno che fa il volontario come Irina, abbiamo visto, però bisogna dopo di lavorare. Sì, sì, perché devono poter sostenersi. Quegli aiuti che arriveranno, non so ancora in che modo saranno distribuiti, ma poi non credo che saranno sufficienti. E poi le persone, è importante proprio sentirsi, far parte della comunità e lavorare. Non possono stare ad aspettare senza fare niente. Certo, abbiamo sentito anche nei giorni scorsi qualche rappresentante di Confcommercio, almeno per quanto riguarda la stagione estiva che è alle porte, possiamo dire la disponibilità c'è per ospitare queste persone e dargli il classico vitto alloggio, come si suol dire, e poi fare lavorare per poter dare una mano per la stagione estiva, visto che magari tanti italiani adesso hanno lasciato questo genere di lavoro, insomma, bar, ristoranti, insomma. Sì, la gente accetterebbe, insomma. Sì, noi pensiamo che sarebbe una anche ottima soluzione, anche perché tanti giovani parlano inglese. C'è solo il problema della lingua ucraina, ma come abbiamo visto già qua con i ragazzi che passano qua in magazzino, imparano molto in fretta e perciò potrebbero essere impiegati nel settore turistico. Bene, allora dovremmo aver concluso, credo, la puntata. Vittoria, a me non resta che fare in bocca al lupo innanzitutto a lei, a tutta l'associazione e a tutto il popolo ucraino, insomma, affinché questo finisca tutto, insomma. Lo vedo anche che, insomma, negli occhi c'è anche la commozione. Ecco. Grazie a tutta la popolazione della regione che ci hanno aiutato tanto in questo mese, questi 40 giorni difficili e speriamo che insieme finiamo presto questo incubo e possiamo cominciare a rivivere. Grazie a tutti voi telespettatori, ci vediamo domani con un'altra puntata di Screenshot. Grazie, arrivederci.